Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Quest'oggi vi voglio parlare di una competizione molto importante che si sta disputando a Budapest, in Ungheria, e sono i mondiali di nuoto. Una competizione in cui sta brillando particolarmente l'Italia. L'Italia infatti si trova al momento seconda nel medagliere dietro agli irraggiungibili Stati Uniti e soprattutto è nettamente la prima nazione europea, con ben 7 medaglie d'oro conquistate. Queste medaglie d'oro sono state conquistate da Nicolò Martinenghi nei 100 rana, è stato il primo a vincere una medaglia nei mondiali per l'Italia e soprattutto è un ragazzo molto giovane e che potrà essere molto interessante per il futuro. Ancora più giovane di lui è però Benedetta Pilato, la quale nello stile rana ha conquistato una medaglia d'oro nei 100 metri e una medaglia d'argento nei 50 metri e con i soli 17 anni di età è sicuramente una delle stelle del nostro futuro. Un'altra grande e importante stella per il nostro futuro è Thomas Ceccon. Il giovane 21enne ha vinto i 100 metri d'orso, stabilendo anche il record del mondo. Al contrario, nei 50 metri è arrivato al quarto posto, gli era stata poi assegnata una medaglia di bronzo per la squalifica dell'americano Ryan, ma poi gli Stati Uniti hanno fatto ricorso e quindi Thomas è rimasto al quarto posto. Comunque è un buon risultato da cui partire per vincere ancora medaglie. A stupire è stato anche Gregorio Paltrinieri, il quale è tornato alla vittoria nei 1500 stile libero, vincendo nettamente la gara e stabilendo il nuovo record europeo. Una medaglia inaspettata è arrivata anche dalla 4% mista maschile, che trainata da un fantastico Thomas Ciccon è riuscita a vincere la medaglia d'oro davanti agli Stati Uniti, battuti per soli 20 centesimi e grandi favoriti della gara. Sono arrivate anche due strepitose medaglie dal nuoto artistico, dalla coppia Ruggero-Misini. La coppia mista è riuscita a vincere in ben due competizioni, portandosi a casa 2 medaglie d'oro e risultando quindi sulla copertina di questa spedizione mondiale. Sono arrivate poi altre medaglie di bronzo e d'argento che hanno completato il medagliere con ben 17 podi. Passiamo ora alla MotoGP. Finalmente è tornato al successo Pecco Bagnaia, terzo successo stagionale per l'alfiere della Ducati e soprattutto vittoria che arriva dopo 2 cadute consecutive. Ad Assen, in Olanda, è riuscito a conquistare prima la pole position e poi dominare la gara dal primo all'ultimo giro. Sul secondo gradino del podio è salito Bezzecchi, un giovane pilota, la sua prima stagione in MotoGP, che fa parte della scuderia VR46 Academy, cioè il team costruito da Valentino Rossi. Valentino Rossi che è stato ricordato largamente ad Assen, infatti è la pista dove ha ottenuto più successi, ben 10, e dove ha ancora tantissimi tifosi. Al terzo gradino del podio è salito Maverick Viñales. Il pilota spagnolo è così tornato al podio dopo un anno dalla brutta disavventura con la Yamaha e soprattutto con l'Aprilia ha completato un quadretto di tutte le prime 3 moto italiane. Al quarto posto si è piazzato il numero 2 in classifica piloti, cioè Alex Espargaró, il quale è prima stato vittima di una caduta subita a causa di un sorpasso azzardato di Fabio Quartararo, il leader del mondiale, che ha terminato la gara con 0 punti. Espargaró invece è rientrato in pista dopo la caduta in 17ª posizione ed è riuscito a rimontare fino alla quarta. Una strepitosa gara la sua, che forse senza l'errore del pilota francese della Yamaha sarebbe potuta essere anche qualcosa di più. Sicuramente un podio, magari anche una vittoria. Terminiamo il nostro appuntamento con il tennis. Infatti è iniziato il torneo di Wimbledon, si è giocata soltanto la prima giornata,
Sono arrivate ottime notizie dall'Italia perché finalmente Yannick Sinner si è sbloccato su erba ed ha vinto la sua prima gara in un circuito maggiore, in un tabellone principale, battendo in 4 set Stan Wawrinka, il grande tennista svizzero che al rientro dai vari infortuni che ha subito nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di non avere più lo smalto dei bei tempi su una superficie comunque non adattissima a lui. Sono arrivate invece delle sconfitte per Fabio Fognini, che ha perso in 4 set contro l'olandese Griekspoor, e per Thomas Vavassori, il quale è riuscito dapprima a qualificarsi passando ben 3 turni di qualificazioni, ma si è dovuto arrendere in 3 set contro l'americano Tiafoe. Peccato che non sono stati assegnati punti, perché sennò avrebbero fatto un gran bene per la classifica del giovane italiano, ma che sicuramente si potrà consolare con il premio che viene dato a chi raggiunge il primo turno, cioè una cifra superiore ai 50.000 euro. Sicuramente un buon inizio che gli permetterà di investire su di lui per il futuro. Per questa settimana è tutto. Con Passione Sportiva di Mattia, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!